Una 2 giornate a Bivona in occasione della 29esima Sagra della Pesca a Bivona, e a farla da padrona è proprio questo frutto, un frutto amato ed apprezzato che da quest'anno ha ottenuto un riconoscimento importante, l'IGP, Indicazione Geografica Protetta. Un momento importante, un momento di intrattenimento che ha avuto sicuramente un successo di pubblico. Un bilancio di questa 29esima Sagra della Pesca di Bivona che ha sicuramente raggiunto un traguardo importante con l'IGP. Diciamo che più che sulla Sagra il bilancio lo facciamo sulla campagna pubblicitaria, sulla campagna di promozione e valorizzazione della pesca a Bivona e del riconoscimento IGP. Credo che sia positivo, lo dà anche il ritorno economico che le aziende stanno ottenendo. Certo non stiamo parlando di altissimi prezzi, ma migliori rispetto ad altri anni e migliori rispetto ad altre produzioni sempre peschicole. Credo che sia assolutamente positivo. Oggi ci giochiamo questa partita in più, i mercati ormai globalizzati impongono la caratterizzazione del prodotto, ci siamo arrivati dopo anni e anni di lavoro, ci siamo arrivati in un rapporto di collaborazione con l'amministrazione comunale, con la consortile, con le organizzazioni di categoria, con gli assessori all'agricoltura regionali che sono ceduti nel tempo, Giovanni Lavia, così come l'assessore Cimino, così come l'assessore attuale, reale, ma un rapporto importante è stato con Dario Cartabellotti. Ovviamente in tutto questo le relazioni con il Dipartimento dell'Agricoltura nella persona del direttore generale Labarresi consente oggi di valorizzare non una produzione bivonese, ma la produzione di Bivona, Alessandria della Rocca, parte del territorio di Palazzo Adriano, Lucca, Villafranca, cioè tutta l'Alto Magazzolo e tutta l'area dei Montesicani. Adesso a cosa si punta? Quali sono le ambizioni per il futuro? Ma puntiamo ora a avviare tutto quello che è previsto nel disciplinare, quindi dobbiamo ora, secondo le disposizioni europee, costituire una nuova società consortile a cui io mi auguro di affidare il prossimo anno tutta l'organizzazione della promozione dell'IGP. Quindi puntiamo ad avere un autogoverno degli agricoltori che devono diventare gli unici e veri protagonisti della produzione della pesca a Bivona, che è l'asse portante dell'economia di un territorio. Ovviamente puntiamo anche a che attraverso la nuova programmazione 2014-2020 si possa in qualche modo avere produzione dei derivati, penso alle pesche sciroppate, penso alla marmellata, utilizzando quello che ora in termini moderni ed economici si chiama brand, che è il territorio, che è l'area del Parco dei Montesicani, che è un marchio IGP. I ragazzi dell'Istituto Alberghiero di Bivona diventano parte integrante di questa sagra. Sì, stanno lavorano benissimo, stanno mettendo in atto tutto quello che hanno appreso durante l'arco dell'anno. Ecco. Ne abbiamo approfittato, visto la sagra della pesca, e i ragazzi giustamente è giusto renderli partecipi visto che siamo qua a Bivona. Cosa avete preparato? Cosa avete offerto? Noi abbiamo preparato delle pesche quest'oggi, pesche al vino rosso e vino bianco, pesche come degustazione, pesche al limone. Solo quest'oggi, e domani prepareremo delle crostatine con la marmellata di pesca, e poi prepareremo del pane condito sempre con marmellata di pesca, e poi delle pesche al vino, ripeteremo quelle di oggi.
pesca di Bivona. Si dice che è la più buona, Ed è vero? ma quando sembra è buona. Direi ottima, anzi buonissima. Io vengo da Torino, è la prima volta che ne sento parlare, che me l'hanno decantata ed ero un po' scettico. Adesso che l'ho assaggiata devo dire che confermo tutto ciò che mi è stato detto, è buonissima. Come la sta mangiando? Adesso è con un po' di limone, prima l'ho assaggiata anche col vino. È stupenda in tutti i modi. Questo è il secondo anno che veniamo, ottima, una festa organizzata bene, fa onore alla Sicilia. È un buon momento sicuramente per il paese, di aggregazione, è una buona cosa per l'agricoltura, per chi ci lavora, per chi deve sopravvivere e vivere di questo prodotto. Sì. Che le ne sembra di questa sagra? Buona, buona, Cosa le è piaciuto di più? ma abbastanza, un po' tutto. Cioè, la serietà più che altro. E lei è di qui o di fuori? Palermo, Il primo anno a cui partecipa? è il 7° anno che vengo qua. Se non ci avesse piaciuto non è che ogni anno ritorneremmo. La sagra della pesca di Bivona è arrivata ormai alla 29esima edizione ed è diventata un punto di riferimento ma soprattutto di richiamo turistico. Certo, è un punto di richiamo turistico perché ogni anno, ormai da 29 anni, molte persone provenienti da gran parte della Sicilia, grazie anche alla pubblicità che ormai su tutto il territorio regionale e anche in certi anni anche a livello nazionale abbiamo fatto per cercare di promuovere questo squisitissimo prodotto che è la nostra pesca. Ormai veramente da tanti anni le presenze sono tantissime. Ci sono anche molte associazioni che stanno nascendo nel territorio e si stanno collegando tra le varie associazioni dei diversi comuni per cercare di promuovere un territorio che secondo me va scoperto perché ancora molte persone non lo conoscono e quindi questo è quello che noi come amministrazione comunale cercheremo di portare avanti assieme anche a tutti gli altri comuni che sono del distretto turistico per cercare di far conoscere questo bellissimo territorio che va veramente visto e valorizzato. All'interno della sagra anche uno stand informativo della Proloco. Il servizio che noi offriamo appunto è quello di ufficio informazione turistico nei confronti di tutti i turisti che sono presenti in occasione della sagra della pesca sabato e anche quella di domenica. È un punto di riferimento in quanto noi ci siamo proprio per dare la possibilità ai turisti di avere appunto un riferimento in occasione della sagra. Io ho la dolcezza perché praticamente e invece Non poteva mancare all'interno di questa sagra un laboratorio del gusto a cura di Slow Food. Cosa avete proposto? Abbiamo proposto la pesca a Bivona naturalmente, abbinandola con diversi prodotti. Quindi siamo partiti dal formaggio dei Montesicani, siamo partiti da un salume così per spiccare la contrapposizione tra il gusto dolce della pesca e il salato appunto del salume e poi abbiamo continuato con il miele sempre prodotto qui a Bivona e finendo con la pesca, la ricotta dei Montesicani.
degustazione che è la prima volta che la facciamo qua a Bivona, dopo diverse edizioni della Sagra. Finalmente abbiamo, grazie all'amministrazione locale, abbiamo deciso di optare per una soluzione del laboratorio del gusto e le persone hanno risposto con molto entusiasmo. Abbiamo avuto il pienone, stiamo facendo 4 edizioni, ma credo che sforeremo, faremo qualche edizione in più di laboratorio del gusto, quindi qualche seduta in più, perché abbiamo davvero diverse prenotazioni. Dopo un percorso di 11 anni la pesca di Bivona finalmente ha ottenuto l'IGP, l'indicazione geografica protetta riconosciuta dalla Comunità Europea. Cosa rappresenta? Nel mese di maggio siamo arrivati all'ultimo traguardo, che è quello dell'iscrizione alla Gazzetta Ufficiale Europea. Aspettiamo che si completi l'iter dei 6 mesi per poter dire che già nessuna prescrizione è stata fatta al nostro marchio. Da lì sicuramente daremo il marchio definitivo e i commercianti, gli agricoltori saranno in grado di formare un consorzio dove loro stessi decideranno e creeranno questo consorzio appunto per avere più tutela nei mercati siciliani e di tutta Italia. La pesca di Bivona è famosa non solo in Sicilia ma ormai in tutto il mondo. Come si è evoluta in questi anni? Cosa rappresenta? Che indotto economico c'è? Siamo andati pure alla Carrefour, siamo andati fuori, Verona, Milano e altri mercati. Già conosciuta, ora speriamo anche di portarla pure all'Expo 2015 a Milano. Tra le varie iniziative anche una mostra. La mostra della ceramica che nasce come lavoro fatto durante un anno da parte dell'istituto permanente, dell'istituto comprensivo di Bivona, nel quale si sono formati veri e propri artisti che hanno realizzato la maiolica del pavimento della chiesa di San Paolo. Quindi è venuto fuori un pezzo del pavimento che anzi il comune di Bivona intende proprio promuovere la rifinitura della chiesa e anche la messa in loco del pavimento attraverso questa bellissima ispirazione proprio artistica. Come si riconosce la pesca di Bivona? Sicuramente dal profumo e dalla dolcezza, sicuramente. In fiera la gente che risposte vi sta dando? Ma insomma quest'anno sicuramente c'è molta più gente, sicuramente c'è un po' più di vendita rispetto agli altri anni. Che ne pensa di questa 29esima edizione della Sagra? Bella, è la prima volta che ci vengo, sono di Parma io. Come ha mangiato le pesche? In quanti modi fino ad adesso? Col vino e basta. Pensa che ne comprerà qualcuno, la porterà su? Le ho già comprate, le ho già mangiate, adesso tra 2 giorni parto e dopo le pesche non le mangio più queste qua. Sono di Bivona e 40 anni che abito a Bologna, tutti gli anni vengo, è meraviglioso. La pesca di Bivona soprattutto, saporita, colore e anche la pasta è bella, la pasta bianca, stupenda. Ne salirà un po' al nord allora? Certo, in macchina, ne prenderò un plottoncino e lo porterò. Come trova la Sagra? Bellissimo, quest'anno è stupenda, proprio non posso dire niente, non posso aggiungere proprio niente. Quante pesche ha mangiato, comprato? Tantissime, proprio all'infinità, proprio. A me piace, del resto sono di qua per cui chiaramente è normale che... È orgogliosa di questo prodotto? Assolutamente, specialmente da quando ho ottenuto il marchio IGP, sinceramente per il nostro paese è sicuramente una gran cosa. Un giudizio sulla pesca di Bivona? Si dice in giro che è la più buona. E secondo lei lo è? In assoluto.
Perché? Quali sono le caratteristiche? La pesca di Bivona è la migliore perché è la pesca bianca, la polpa bianca, cioè il clima che c'è a Bivona non c'è da nessun'altra parte.